Si parla di comunità, si parla di scuola, oggi è un incontro alla prefettura. Sì, allora stamattina abbiamo dedicato tre momenti legati ai temi della scuola e ai temi dell'immigrazione contemporaneamente. Innanzitutto abbiamo avuto una riunione con le amministrazioni comunali che sono sede dei CPIA, che sono i centri di istruzione per gli adulti. Le amministrazioni comunali hanno normativamente l'obbligo di porre a disposizione del CPIA, che in tutto e per tutto è equiparato a un istituto scolastico, ha gli stessi diritti e gli stessi doveri. I comuni devono mettere a disposizione di questo CPIA le aule per poter fare formazione. A chi? Formazione innanzitutto agli adulti. Gli adulti, quelli che purtroppo per varie ragioni possono avere perso come dire, il treno scolastico, oppure che hanno bisogno magari per poter essere assunti, come recentemente è capitato, di una licenza di scuola media per poter poi avere un contratto di lavoro. Così come possono essere promosse attività, in qualche modo lezioni di inglese, lezioni di informatica. L'altro segmento importante è quello invece della frequenza da parte dei minori extracomunitari presenti nelle varie comunità qui nella provincia di Agrigento che abbiano 16 anni, quindi tra i 16 e i 18 anni, corsi di alfabetizzazione e attraverso l'alfabetizzazione è ovvio che ci sono anche i rudimenti e i principi fondamentali legati a quello che è la conoscenza del nostro sistema sociale. È stato fatto oggi in qualche modo, essendo il CPIA un istituto scolastico a tutti gli effetti, ecco, in coincidenza con il riavvio anche delle attività scolastiche, quelle che conosciamo in maniera più ordinaria e più canonica, anzi approfitto di questa vostra presenza attraverso voi per augurare a tutti gli studenti dalle elementari fino alle superiori di un buon anno scolastico. Stamani in prefettura un incontro chiarificatore con diversi momenti, fulcro il CPA. Sì, abbiamo avuto un primo incontro con i sindaci dove abbiamo le sedi associate perché ancora non si è istituito il protocollo, diciamo, ufficiale della consegna delle sedi dove sono ubicati le sedi associate del CPIA, che erano gli ex CTP. Poi abbiamo avuto un incontro con le comunità, questo lo facciamo ogni anno con l'avvio dell'anno scolastico, perché se ci sono problemi come dire, che noi magari non riusciamo a vedere o che le comunità vogliono evidenziare, questo è un momento in cui il momento di tirarle fuori. Bene, per noi sono momenti importanti perché ci si chiama alla corresponsabilità, il CPIA da un lato, l'istituzione, associazione che dovrebbe rappresentare, come dire, la famiglia di questi ragazzi che vengono ospitati in queste comunità. Bene, se mettiamo assieme queste due istituzioni con il coordinamento anche della prefettura, che io ringrazio per non solo la disponibilità ma per la sensibilità che io devo riconoscere al signor prefetto, alla dottoressa Parsalacqua, a tutto l'ufficio che si occupa dei minori, una totale e piena disponibilità ma anche, dicevo, sensibilità. Bene, se ci mettiamo tutti assieme, alcuni problemi che magari restano inascoltati perché non li sappiamo, perché non conosciuti, possono trovare soluzione.